Tra le eccellenze del Polesine, Danilo Rigosa. È un maestro di canto tra i più affermati in Italia ed è a Bellombra, c'ha il suo studio, la sua scuola, e quindi la prima domanda, lei è bresciano, anzi ci diamo del tu visto che ci conosciamo da mo'. Tu sei bresciano, cosa ti ha portato qua a Bellombra, tra l'altro, non solo nel Polesine ma anche nella frazione di Adria? La storia è un po' troppo lunga da raccontare. È stato l'amore. Questo è la chiave di tutto. Sì, io dovevo cantare in un'altra città per motivi che adesso non sto qui a raccontare. È saltato, ero libero. Si è ammalato il basso, doveva cantare qui a Adria, il Barbiere di Siviglia, Don Basilio, e ovviamente mi hanno chiesto, sapendo che ero disponibile, mi hanno chiesto se venivo qui, ho incontrato mia moglie l'amore fa... e mi sono trasferito praticamente, dopo pochi mesi ero già qui cittadino adriese. Questo penso che Adria faccia piacere, spero. Spero anch'io, ma non lo so, devo essere sincero, però va bene, sì. Allora, facendo un escurso del tuo passato artistico, tu nasci dalla fusion, chi è vecchio come me ha amato fortemente la fusion, PFM, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, tu eri un percussionista tra i più affermati, hai creato un gruppo con Mauro Pagani, che ricordiamo uno dei componenti della PFM, e poi hai avuto questa folgorazione per la musica lirica, perché? No, non è stata una folgorazione, è stato un passaggio stranissimo. Perché ho continuato a rimandare il militare finché potevo, ovviamente per fare il cantante rock della musica fusion. A un certo punto non ho potuto più saltare il militare e tornando ho trovato le porte chiuse, passati un anno e mezzo, anzi più di un anno e mezzo, perché è il periodo del terremoto in Friuli, quindi mi hanno prorogato il militare, sono uno di quelli che ha fatto il militare più lungo della storia, e quando sono tornato ovviamente avevo perso tutto il circuito della musica rock, della musica pop, e a quel punto dicevo vabbè, adesso mi laureo, avevo rimandato tanto il militare, mi sono laureato in farmacia e in biologia, e per mantenermi agli studi ho visto che al Teatro Comunale di Bologna c'era un bando di concorso per entrare nel coro. Dicevo, come canta quelli del coro, sono capace anch'io. E in realtà sbagliavo sotto certi aspetti, ma avendo un percorso arretrato un pochino particolare, io sono ex balbuziente, e mio padre da piccolino mi ha fatto fare la respirazione diaframmatica, quindi per me la respirazione diaframmatica era qualcosa di insito. Quindi quando poi mi sono presentato a cantare nel coro mi hanno preso immediatamente, e con questo mi sono mantenuto agli studi, mi sono laureato e ovviamente ho cominciato ad amare la lirica. Allora, io mi sono preso un po' di appunti. Nella tua prima vita artistica, con una tournée con Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, Deodato, come percussionista. E poi invece abbiamo parlato e spiegato perché poi ti avvicini alla lirica. Hai questa scuola, tra i tuoi artisti più conosciuti c'è Vittorio Grigolo, si dice Grigolo, che tra l'altro ha fatto con te. Tu avevi già la tua scuola, ma ha fatto una scuola, un'accademia. Cioè, voglio dire, quando io ho debuttato c'erano 450 possibilità di lirica minore prima di poter accedere agli enti, ai teatri di tradizione e poi agli enti lirici. Quindi c'era la possibilità di sperimentarsi, di migliorarsi e prima di arrivare ai veri teatri importanti. Oggi questo non c'è più. Dai 450 siamo arrivati, mi sembra che siano 6 o 7 in tutto le possibilità di lirica minore. Non ti dico poi neanche i festival sono rimasti 2, eravamo pieni di festival, d'estate ogni città faceva un festival dedicato alla musica, che fosse lirico o sinfonica. Oggi Ma è per una questione di budget o una questione proprio di poca sensibilità verso il settore? La poca sensibilità ha portato a un calo del budget, perché noi ci riferivamo sempre al FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, quindi lo Stato. Lo Stato basava sui biglietti venduti, sulla capacità di organizzare, quando poi la capacità di organizzare veniva meno. Noi sappiamo benissimo che la politica in Italia non ammette molto la cultura, non capisce la cultura, qualcuno addirittura dice che con la cultura non si mangia. Quindi, l'ha detto pochi anni fa, qualcuno molto autorevole. Quindi voglio dire, è abbastanza facile che la cultura abbia perso tanti dei suoi punti di riferimento.
E quindi i giovani bisognava trovare il modo per aiutarli. Allora, inizialmente avevo fatto un circuito di opere veneto sulle mie spalle, tra i quali poi ho debuttato anche Vittorio Grigolo, Riccardo Zanellato, vengono fuori da questi circuiti. E Vittorio è quello che si è ricordato di questa cosa e dice: no, dobbiamo aiutare i giovani e voglio essere anch'io parte in causa assieme a te. E abbiamo fondato questa VD Musica, che è un'associazione che non solamente forma i ragazzi, ma tende poi a farli anche debuttare, cerca di aiutarli nel debutto. Ecco, parlando di musica e parlando in particolar modo di Sanremo, visto che è appena finito, non so se tu l'hai seguito o meno, Abbastanza. però la parte cantata diventa in secondo piano, quindi c'è lo spettacolo da una parte, il personaggio che si è creato attraverso social o meno, e per questo ti sei avvicinato di più alla lirica, dove nella lirica o canti o non ci sono bluff. In realtà invece oggi come oggi il Anche lì. bluff nella lirica c'è tanto, perché tutti pensano che la lirica si canti esclusivamente con la voce. È vero, noi non usiamo il microfono, quindi dobbiamo usare la voce, l'apertura della nostra gola deve permetterci, ma dobbiamo interpretare dei personaggi. Quindi c'è un mix tra Ecco, attore. non si può pensare di avere solamente la voce. La voce, a mio avviso, vale solo per il 30%. Ah sì, Il resto del 70%, perché io non posso cantare a piena voce tutta l'opera. Per quale motivo? Ma non tanto perché, ma perché le emozioni che il personaggio vive si evolvono, non permettono di cantare tutto a piena voce. Se io devo fare un duetto d'amore, ci potrà essere 2 note, potenti con le altre il saranno do di petto. soffuse perché devo uscire il sentimento, deve uscire il trasporto punto emotivo, no? Attraverso Sì, la sì. voce, perché io a mio avviso la voce resta esclusivamente un mezzo di comunicazione. Poi guardiamo la comunicazione. Tu eri molto critico anche in un'intervista che ho seguito sul fatto di chi abusa della sua voce. Se la voce, hai detto, è uno strumento che deve essere coltivato, non abusato, perché poi dopo lo paghi. Esatto, lo paghi. Vale sempre il concetto che la natura, quello che tu gli prendi, poi se lo riprende Io con vedo interesse. tanti ragazzi che si approcciano alla lirica e che magari con voci importantissime, interessantissime, e che durano 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, dopodiché spariscono. Ecco, questo per me è deleterio. Proprio perché dici rovinano le loro corde vocali ed è irreversibile Esatto, quello. sì. Sì, noi non abbiamo la capacità, la possibilità di sostituire le corde vocali come sulla chitarra, La o il chitarra, violino o il pianoforte. Le nostre corde vocali, una volta che si allentano, sono allentate, punto e basta. Ecco, un'altra domanda che ti avevo fatto una volta che avevi fatto una conferenza stampa ad Adria e ti chiedevo, ma non è limitante il fatto di partire dalla conquista del mondo dello spettacolo da Bellombra invece che Milano, Bologna oppure... E tu mi avevi appunto risposto, no, non è così, però una volta era così, indispensabile. Cioè, visto che tu vieni dalla sai, Fusion... ma io nella musica leggera, forse più vicino sei alla casa discografica, alla sala di incisione, meglio è. Io per evitare questo mi sono creato lo studio di registrazione qui direttamente, quindi dovunque possa essere ho il mio studio di registrazione, ma al di là di quello nella lirica no, nella lirica soprattutto come cantante lirico già in carriera, dovunque abiti non ha importanza. Io poi qui sono vicinissimo a Bologna, sono vicinissimo a Verona, sono vicinissimo a maggior ragione a Venezia, dove posso raggiungere il mondo in qualsiasi momento in poco tempo. L'ultima domanda, il futuro della musica lirica come la vedi? Cioè, perché poi nell'immaginario, io che non seguo la musica lirica, sembrerebbe un mondo sclerotizzato, nel senso che le opere sono sempre quelle. Sì, le opere sono sempre quelle. Se io vado a vedere una bohème e vedo che viene cantata nello stesso modo, come se fosse uno stampino, perché le note sono quelle, perché le parole sono quelle, perché i personaggi sono quelli, la vedo una volta, la vedo due e dico basta. No? Invece la realtà sarebbe questa, perché si parla della norma della Callas. La norma è la norma di Bellini, le parole sono quelle, il testo è quello, i personaggi sono quelli, le note sono quelle. Ma perché
la capacità della Callas di fare suo il personaggio e creare un personaggio diverso. Il valore aggiunto da lei praticamente. Ecco, ma secondo me è questo che la diversità che deve esserci. Oggi si tende a voler fare i cantanti, ma i cantanti è diverso essere cantante e essere artista. È vero. Perché il cantante canta quello che è scritto, punto e basta, non tiene conto delle didascalie, non tiene conto di quello che è oltre il suo pentagramma, per esempio gli strumenti che l'autore mette nell'orchestra. Perché, per esempio, c'è l'utilizzo del clarinetto o dell'oboe? Perché per la malinconia, per la tristezza. Allora, se tu mi vuoi cantare la tristezza e l'autore lo vuole, bisogna che tu dia alla voce anche questo tipo di... E conosci anche molto bene la musica. Beh, penso che per un cantante dovrebbe essere... Per esempio, mi ricordo Pavarotti non conosceva la musica. Ma neanche io me la sono studiata da solo. Ah, sì? Ma conoscere la musica non significa saper leggere Uno spartito. uno spartito, significa saperlo interpretare, è ben diverso. Significa sapere quali sono l'abbinamento, avere una lettura in verticale, non in orizzontale. Il cantante spesso e volentieri si guarda il suo rigo e il resto non conta. Invece no, il cantante è sopra l'orchestra, vero, ma è qui, non è estrapolato. Quindi deve sapere, deve coordinarsi. Deve coordinarsi con l'orchestra. Non è... Io mi ricordo sempre quando ero nel coro di Bologna, c'era il direttore del coro, Leone Magera, che è stato un grandissimo, non solo il direttore di coro, ma è stato anche l'insegnante di Pavarotti, il pianista accompagnatore di Pavarotti, quindi voglio dire, un personaggio importante che una volta disse, non faccio il nome del corista, scusi lei, guardi che sta sforando, e questo senza capire il concetto, si è alzato in piedi e dice grazie maestro, non aveva capito. Sì. La voce, se sfori, vuol dire che non hai capito. Non hai capito, esatto, soprattutto quando sei dentro in un coro, non puoi sforare, devi essere un'amalgama. Ma la stessa cosa vale con l'orchestra. Se io, riferendomi ancora al clarinetto, se io ascolto E Lucean le stelle, la prefazione di questa aria è fatta col clarinetto, no? Sì. Che è malinconia. Questo E Lucean le stelle, uno la canta senza analizzare il testo, ma il carceriere gli ha dato un'ora di tempo. Quest'ora si consuma in 1 minuto e mezzo di musica, perché dopo dice l'ora è fuggita e muoio disperato. Quali sono i cardini di questo minuto e mezzo? E luceva alle stelle, violezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto, entrava ella fragrante e mi cadeva fra le braccia. Cioè, voglio dire, sono i 5 sensi. Io parlo ai cantanti, anche quelli più importanti, quelli affermati, e se ne accorgono dopo che io gli ho sottolineato queste cose qui, quello che loro stanno cantando. Allora vedi che il pentagramma, sì. Non c'è il testo, non c'è nulla, e non c'è il verticale, c'è solamente io devo cantare, sì. Capisci? E allora ecco la diversità tra il cantante e l'artista. L'ultima domanda. Parlando con Riccardo Zanellato, tra l'altro tuo allievo, importantissimo, ha vinto l'Oscar come basso. Come Vittorio ha vinto l'Oscar come tenore. Quindi ben la tua scuola. E lui è verdiano convinto. C'è un altro Verdi all'orizzonte o, come ti chiedevo prima, è un po' sclerotizzato sui grandi autori del fine 800, primi del 900? Allora, tu parli con un altro verdiano convintissimo, io devo a Peppino tutto quello che ho, perché le opere di Verdi le ho debuttate tutte, è vero, io ho debuttato 139 titoli, quindi voglio dire non c'è solamente Verdi, ho fatto di tutto e di più, però ovviamente Verdi è quello che mi rimane dentro nel cuore, perché oltretutto Verdi era uno convintissimo nella voce di basso, perché i più grandi ruoli del basso sono verdiani. Quindi voglio dire, come fa un basso, e giustamente Riccardo lo sottolinea, come lo sottolineo io, perché sono basso pure io, Verdi rimane nel nostro cuore. Certo, dirai, Verdi è musica dell'Ottocento.
Sì, però io ho cantato in circa 300 Aide. Nell'ultima Aida che ho fatto, l'ho fatta proprio assieme a Riccardo Zanellato, che è stato il mio addio. Perché ho deciso a quel momento che diventavo nonno, basta, non voglio più saperne, mi chiudo in casa, faccio lezioni ai miei allievi perché quello Non ti deve mancare. sì, non mi deve mancare, però faccio il nonno e basta girare il mondo. Io, 300 Aide, l'ultima Aida, ho scoperto una cosa nuova da dare al pubblico nel personaggio, una sfaccettatura. Quindi voglio dire, Una sfaccettatura che hai interpretato tu o che no, c'era tra le no, righe? no, poteva starci, Mm. capisci? Tanti vogliono fare, e io ho fatto delle Aide stranissime. Una scendevo alla stazione di Berlino vestito da militare nazista, che non c'entrava niente, l'altra coi carri armati, ho fatto il Nabucco coi carri armati, e quest'altra io dovevo iniziare la sacerdotessa per poi cederla a Radames, quindi mentre cantavo Mortali le tenumi avevo un atto sessuale da compiere con la sacerdotessa, cose dell'altro mondo. Però nella voce e nella struttura del canto e nelle righe di quello che c'era nell'orchestra, dopo 300 Aida ho dato un nuovo personaggio, una nuova sfaccettatura a un personaggio. Ecco, questa ricerca che per me resta importante, che è la famosa norma della Callas, Sì. perché allora non ci sarà sempre un rinnovo, e quindi anche da parte del pubblico Non ha età. ci sarà sempre il piacere di andare a sentire un qualcosa che però si evolve nell'arco della stessa musica. Un po' quello che io ho trovato, torniamo al rock, nei Queen, in Freddie Mercury. Io tutte le volte che ascolto i Queen trovo sempre un qualcosa di nuovo. Ah sì. Sì, è per quello che io non finirò mai di ascoltarli, perché o è una nuova cosa di batteria, o è un passaggino di chitarra, un qualche cosa che sfugge, perché uno ascolta la musica così, no? Come se ascoltasse un ritornello, ma in realtà sotto c'è una costruzione. E a volte sfugge nella costruzione queste piccole nuance. Ma questa è una chimia casuale secondo te? Un po' sì. È un po' affinare un po' l'orecchio, il gusto, queste cose qua. Che però, se noi potessimo concederlo anche al pubblico, forse ecco, torniamo alla lirica. Forse il pubblico continuerebbe a appassionarsi alla lirica se noi solamente cercassimo, non facciamo delle operazioni stravaganti. Io vedo spesso e volentieri opere ambientate Stravolte dalle sì, scenografie. ecco, al posto di trovare questa cosa qua che alla fine è facile. Io entro col mitra e magari sto parlando che sto uccidendo con un pugnale. Cioè, così diventa banale però. Riuscire a trovare delle caratteristiche intrinseche a quello che è il rispetto dell'opera, questa secondo me sarebbe la genialità di un regista, il rispetto dell'opera e la capacità di coinvolgere il pubblico. Se io mi porto il Nabucco solamente perché si parla di ebrei in un campo nazista, ho fatto un'operazione Abbastanza ruffiana. facile, che però non rispecchia però a fondo quello che è. Certo, io ho trovato anche delle trasposizioni moderne molto interessanti, ma questa è capacità di un regista. Non è che perché diventa una cosa interessante solamente perché stravolgo. Sì, sì, è vero. Hai capito? Allora, ecco l'interesse per altre cose. Io ho portato lo spasimo, io intendo dire Muti e Karajan, grandi direttori d'orchestra, però hanno stravolto una cosa che secondo me hanno creato un danno pazzesco, quello di portare a 460 il diapason, quando la Verdiano era a 432. Cosa vuol dire questo? Portare l'esasperazione, 460 solamente Vienna, siamo ancora sui 4,44, 4,48 negli altri teatri, però è già un comma e mezzo di differenza
sulla tessitura, quindi obbligo i cantanti e obbligo gli strumenti, ecco perché certi violinisti non vogliono suonare, perché con strumenti importanti come lo Stradivari, se tu tiri molto la corda, è facile che si rompa. L'archetto Sì, si piega. il manico comincia a piegarsi. Le corde vocali? Ecco, io mi sono rifiutato di cantare un Don Carlo a Vienna a 4,60 a suo tempo, ma però oggi si richiede La tendenza è questa. e i ragazzi sono obbligati, perché chi è che ha il coraggio di rifiutare, a parte il sottoscritto che però è considerato un po' pazzoide, di non cantare a Vienna? Non è vero. Anzi, capisci? è l'occasione della vita. Invece... Ecco, allora canti a Vienna e dopo 2 anni ti si spaccano le corde vocali. E ritorniamo al discorso fatto inizio. Hai capito? Ecco, io ho fatto un discorso in cui il cerchio poi si congiunge. Perfetto, guarda, io ti ringrazio. Starei qua a parlare ore, mi affascina troppo parlare con te. Poi io starei qua a parlare ore sulla Fusion, però sarà per un'altra puntata. Perché tra l'altro ricordiamo che la Fusion in un momento storico, anni 70 più o meno, 70. l'Italia era il punto di riferimento della Fusion mondiale. Assolutamente e purtroppo l'abbiamo dimenticata questa nostra valenza. Il progresso è sì, esatto. Ti ringrazio Danilo, è sempre un piacere venire a trovare. Ciao, grazie.